Eccoci qui, i primi due canti ovviamente chiudono la loro partecipazione, il saluto iniziale con Unistella a mezzanotte. Io vorrei qua vicino il maestro, anche perché più tardi ovviamente la serata si concluderà, ecco, con quella che abbiamo annunciato un po' come una sorpresa, ma una sorpresa in realtà annunciata, perché uno degli ospiti di questa serata sarà Maria Giovanna Cherchi. Fra un po' proporrà il suo intervento e la chiusura è affidata proprio a questo incontro tra le vostre voci e la voce di Maria Giovanna. In quel momento ovviamente avremo anche i saluti del presidente del coro Sugondaghe, però vorrei che tu come direttore porgessi i tuoi auguri e il tuo saluto, perché questo decennale ovviamente porta anche la tua firma. Grazie, certo. A nome mio, soprattutto a nome del coro Sugondaghe, un augurio di un anno felice e sereno a tutti quanti, e sempre a nome del coro Sugondaghe un ringraziamento particolare a tutti gli ospiti di oggi, perché sono davvero dei grandi ospiti, e soprattutto un augurio anche alle persone che vedo davanti. Signora, mi raccomando. E niente, il mio ringraziamento ovviamente, come faccio tutti gli anni, ma quest'anno è la 10ª edizione, non può che essere al coro Sugondaghe, che ancora una volta per 10 anni veramente ha organizzato una manifestazione sempre in crescendo, e quest'anno secondo me merita davvero, e il coro soprattutto merita davvero l'applauso di tutti quanti, me compreso. Grazie ovviamente al maestro Milai, che ovviamente ha curato ancora una volta la parte musicale, l'armonizzazione di questo brano che chiude appunto questo intervento, Unistella a mezzanotte.